Racchiude un messaggio di speranza, certamente, di speranza, di determinazione, di grande energia, di coraggio. Credo quegli ingredienti che sono utili soprattutto nella vita per affrontare le difficoltà. Il mare in tempesta che Andrea ha affrontato e che ha fronteggiato e in qualche modo superato rappresenta gli ostacoli della vita, e l'esempio di Andrea è l'esempio di quella sardità, di quei valori identitari che appartengono alla terra di Sardegna, e deve essere un esempio per tutti i giovani, per tutti coloro i quali devono affrontare delle sfide. L'iniziativa è stata un'iniziativa di Sardegna, ha contribuito a portare il nome della Sardegna nel mondo, ha trasferito i valori positivi della nostra terra di Sardegna, ed è una impresa che è densa di sardità e che quindi ha avuto il sostegno delle istituzioni, come era giusto che fosse. Mi aveva chiamato un giorno la casa editrice Mursia e mi ha detto: Andrea Mura, tu non puoi non scrivere un libro dopo quello che hai fatto, prendi carta e penna e inizia. E così è stato. 8 mesi per scrivere questo libro con delle memorie indelebili su quanto accaduto, per le forti emozioni, gioie e dolori e tutte le difficoltà per arrivare sulla linea di partenza. E loro poi lo hanno, come dire, confezionato ed ecco qua, il libro è pronto, quindi mi sono scoperto un po' anche narratore. Navigare in solitario è una sensazione molto particolare, ma una cosa poi è farlo per piacere, una cosa è farlo in regata. Io lo faccio prevalentemente in regata, perché per piacere mi piace navigare di più in equipaggio o con le persone a me più care, ma in competizione è un'altra cosa, è proprio un switch, un girare l'interruttore on-off da modalità umana a modalità guerriero, come dire, modalità civile a modalità guerriero. Il progetto Vento di Sardegna è stata anche una grande sfida, quindi non solo sportiva e agonistica, ma anche imprenditoriale, perché per me è stata una grande soddisfazione quella di cercare di sviluppare il comparto nautico locale, coinvolgendo quante più aziende possibile in Sardegna che potessero aiutarmi a preparare la barca e a renderla competitiva e sicura. E in questo ritengo di esserci riuscito, e siamo sempre in continuo sviluppo ed è un'enorme soddisfazione, anche perché abbiamo dimostrato al mondo intero che non siamo secondi a nessuno. Quello che dico con un pizzico di orgoglio, per non dire un grande orgoglio, è che l'imbarcazione ormai è riconosciuta e amata in tutto il mondo, per i colori, per la grafica, per quello che porta, e devo dire anche per noi, per tutto il nostro gruppo, che in qualche modo è sempre visto molto simpatico e quindi accudito e protetto in tutti gli eventi che facciamo.